Il mercato immobiliare in Veneto, considerando quello che dice l'osservatorio del secondo semestre 2020, primo trimestre 2023, dobbiamo considerare che il Veneto è una regione dinamica, con un mercato a 360 gradi, perché offriamo, pensiamo, abbiamo il mare, abbiamo la montagna, abbiamo il lago, abbiamo le città, quindi abbiamo la storia, quindi con un settore turistico tra gli altri, tra i più importanti in Italia. Di conseguenza anche il mercato immobiliare incontra tutte le esigenze della clientela, dall'acquisto della prima casa come abitazione a quella come casa per investimento a mettere in locazione a reddito, come quello della seconda casa per andare in vacanza. Come tipo di investimento, perché il Veneto offre anche una parte sotto il profilo industriale, commerciale, territoriale. Questa descrizione a grandi linee del Veneto è importante per capire nella sua dinamicità che nonostante il mercato immobiliare nel 2022 sia stato più positivo rispetto al 2021, abbia avuto un incremento delle compravendite, si stimano circa 760-780 mila compravendite, però nell'ultimo trimestre 2022 si è percepito un rallentamento che stiamo vedendo anche in questo primo trimestre 2023. Sicuramente questo è dovuto al tasso dei mutui che si è innalzato a causa dell'inflazione, l'interesse dei mutui si è elevato e di fatto ha ridotto il potere di acquisto del cittadino. Basta pensare che ad esempio prima un mutuo di 100.000 euro, un mutuo classico, 80%, 25 anni, tasso fisso, poteva costare circa 420 euro, oggi per lo stesso mutuo 400 euro circa, per lo stesso mutuo ci vogliono più di 500 euro. E a parità di rata, se prima mi davano 100.000 euro, oggi me ne danno 75. Quindi il potere d'acquisto si è ridotto. Tutto questo ha sicuramente contribuito a rallentare il mercato immobiliare. Nonostante ciò, l'investimento della casa rimane sempre un investimento sicuro nel tempo, oltre che ovviamente a farti vivere come tu vuoi la tua vita, perché noi italiani per la casa, insomma, la viviamo la casa, fa parte della nostra vita.